Il sindaco Nicola Finco aveva promesso tolleranza zero per chi non rispetta le regole e così è stato. Il gruppo di camperisti nomadi che da oltre un anno occupava le piazzole di sosta nel parcheggio Gerosa è stato fatto sgombrare. In mattinata l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo, in un'operazione coordinata insieme alla questura e alla polizia locale, si è presentato sul posto trovando massima collaborazione che quindi ha reso agevoli le procedure di allontanamento dei nomadi dall'area. Abbiamo identificato i soggetti, abbiamo fatto capire che non c'erano margini e bonariamente abbiamo pensato di invitarli a uscire. Onestamente, dopo qualche timida resistenza, hanno aderito e abbiamo avuto qualche difficoltà perché qualche camper non partiva e li abbiamo accompagnati all'esterno di questo parcheggio Gerosa. Non posso dire che c'è stata grossa difficoltà da parte nostra nel invitarli e nel portarli all'esterno. Adesso stiamo valutando insieme a loro di accompagnarli in un posto minimamente attrezzato che possa in qualche modo venire incontro alle loro esigenze per evitare di creare disagi in altri quartieri del Bassanese. Provvisoriamente il gruppo di nomadi, composto da 10 persone residenti nel comune di Bassano e 3 camper, è stato scortato in quartiere Pre, dove sosterranno per qualche giorno in attesa di una collocazione definitiva. Una scelta che ha già fatto salire la tensione proprio fra gli abitanti della zona, ma ribadisce l'assessore Campagnolo, si tratta solo di temporeggiare alcuni giorni, durante i quali verrà potenziato il servizio di sorveglianza in tutta l'area. Importante era risolvere il problema del Gerosa. Adesso cerchiamo che il problema risolto non ne crei altri, quantomeno.